Va ora in onda Lega e dintorni, vita delle sezioni, impegno dei cittadini sul territorio, con Stefania Paccagnella e Marco Grimoldi. Buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori da Marco Grimoldi e Stefania Paccagnella. Aspetta un attimo che devo salutare prima Natalia, perché dopo me la dimentico sempre. Però non ti saluta. Ci ha fatto ciao, dai. Allora Stefania, come hai passato il fine settimana? Perché ti ho trovato in un posticino che ero lì anch'io presente assieme a te. Sì. Un bel evento. Bellissimo. Sentito molto, c'è stata molta gente coinvolta, quindi ho visto molta partecipazione. Eravamo a Rho, dobbiamo fare le congratulazioni e buon lavoro a Cristian Colombo, a tutta la squadra, al direttivo che è composto anche di una vecchia nostra conoscenza che ogni tanto viene qua, dalla nostra Carolina Pellegrini, da Andrea Badolato, Andrea Pellegrini, Riccardo Orsini, e dobbiamo fare anche i complimenti e salutare anche il predecessore, che è Stefano Giussani, che è stato che abbiamo avuto qua il nostro ospite, un ottimo segretario. Insomma, sì. Era molto commosso, Stefano? Però ho visto Cristian che ci dà dentro, tutto sommato, l'ho visto bello carico. Diciamo che è stato un ottimo insegnante per Cristian, poi ha tornato anche da persone meravigliose, quindi certo. Perché è stata veramente una festa. Certo. È stata veramente una festa, quindi in bocca al lupo. Ciao Cristian. Allora, diamo subito i numeri di telefono, andiamo via veloce per poter intervenire con noi via telefono e via WhatsApp. Il numero telefonico è il seguente: 0299472222. Per quanto riguarda WhatsApp 340 670 9659. Dove andiamo di bello? Andiamo a Seveso. Seveso e Barlassina. Sì. Più Seveso che Barlassina, però comunque. Allora, dico le solite due cose di Seveso e poi abbiamo qua 3 ospiti. Perché 2 si vedono, il terzo non lo vedete, ma è qua presente con noi. Presento loro, vai subito con... No, do subito Seveso dove è collocata e poi andiamo. Allora, leggo come al solito. Allora, Seveso è un comune di 24.000 abitanti in provincia di Monza Brianza e quindi in Lombardia. I primi insediamenti nei luoghi dell'attuale città risalgono all'epoca gallo-romana. Le origini del nome sono legate all'omonimo torrente. La denominazione Seveso ha origine celtica e potrebbe indicare, nel caso del centro abitato, la sua collocazione fra 2 corsi d'acqua. La prima documentazione scritta su Seveso risale all'anno 996 in un documento conservato presso l'archivio Antona Traversi di Meda e datato 10 dicembre 996. Purtroppo il 10 luglio 1976 l'area di Seveso e di alcuni comuni vicini fu contaminata da una nube tossica contenente elevata quantità di diossina sprigionata in seguito ad un incidente verificatosi nel confinante comune di Meda, ma in prossimità dell'abitato di Seveso, presso gli impianti chimici della società elvetica Icmesa. Una parte consistente degli abitanti fu evacuata e purtroppo ne parliamo dopo di questa cosa con la persona che ho qua a fianco. Monumenti e luoghi religiosi: abbiamo il santuario di San Pietro Martire, chiesa prepositurale dei santi Gervasio e Protasio, chiesa di San Carlo Borromeo, chiesa Beata Vergine Immacolata. Architettura civile: abbiamo Villa Peruviana, Villa Do, Villa Guglielmina, Villa Bianca, Municipio e il Parco Naturale delle Querce.
Io ho finito, per quanto Finito. poi dopo i nostri ospiti ci diranno che adesso tu li presenti se Certo. ho dimenticato qualcosa. Allora, incomincio dal sindaco, che è Alessia Borroni, poi Ciao a tutti. poi Cristian Miotti, giovanissimo segretario della Lega Seveso e Barlassina. Vado a prendere l'altro ospite. Sì. Grazie per l'invito e grazie per il giovanissimo anche. Sei giovanissimo. E poi Ambrogio, professione mascotte. Bellissima mascotte. Devi elevarlo perché non si vede. Eccolo lì. Guarda che bello. Allora, Beh, è la prima volta che portiamo una mascotte di questo genere, è bellissimo, sì. emozionante, è qua tranquillo, ha 3 anni più o meno, è un barboncino credo, sì, è incominciato a fare le feste, giocava, correva già negli studi, è corso incontro a Natalia e nient'altro. Esatto. Allora, io incomincerei da Christian. Ma senz'altro, Ecco. dai, iniziamo dal segretario e Sì. poi... Comincio a fargli un po' di domande, poi lui va a ruota libera, dato che comunque lui è abituato a parlare in radio, e diciamo che è un po' una professione per lui e quindi lascio parlare lui. Allora, io volevo farti alcune domande riguardo una sezione che mi risulta che sia composta da persone giovani. Ho saputo poi, leggendo anche vari articoli, che avete, se non triplicato, comunque avete raddoppiato il numero dei militanti. E la cosa che mi fa piacere è che avete coinvolto parecchi ragazzi, della tua età, giovani, quindi è una sezione molto giovane. Vuoi spiegarci un po' come siete riusciti a coinvolgerli in un momento storico dove, abbiam bisogno comunque di un ricambio generazionale, dove abbiam bisogno di ragazzi giovani che si interessino alla politica? Vuoi spiegarci un po' della tua sezione e dei tuoi comuni? Certo, con molto piacere, grazie ancora per l'invito. Faccio così per farti... No, guarda, va benissimo. Ok, no, grazie per l'invito. Sì, esatto, sono stato riconfermato segretario per la seconda volta proprio il mese di maggio, l'8 maggio, se non erro. E appunto ho avuto il piacere anche di avere una sezione che è raddoppiata nel numero dei militanti, ma al di là dei numeri che poi lasciano un attimo il tempo che trovano, abbiamo puntato molto in questi anni sulla qualità delle persone, perché si possono fare 1000 tessere e poi avere 2 persone che si dan da fare, o se ne possono far 10 e avere tutte quelle 10 che effettivamente son presenti ai gazebo, son presenti alle riunioni e agli incontri. In questi anni siamo riusciti in non dico in mezzo miracolo, perché vedendo quella che è la tendenza nazionale di qualsiasi partito, di riuscire a coinvolgere i giovani, gli over 25. Io di fatto non mi ritengo più giovane all'interno della sezione, visto che ci sono persone molto più giovani di me, e a coinvolgerli non solo chiedendo loro di fare il gazebo, di venire, di darsi da fare, che non si sono mai tirati indietro ovviamente su questo, ma è facile chiedere a qualcuno di far qualcosa, ma coinvolgendoli anche portandoli all'interno del direttivo stesso, perché nel congresso che si è appena svolto, appunto l'8 maggio, di questo direttivo 3 su 4 oltre a me sono under 25, scusa, under 25. Quindi questo non so se è un record all'interno della nostra provincia o comunque quanti siano le sezioni che lo fanno, però sicuramente abbiamo voluto mandare un messaggio di dire che i giovani possono essere parte attiva della vita politica di una sezione e di un comune. Come bisogna fare? Non ho la ricetta ovviamente valida per tutti. Nel caso di Seveso queste cose si riescono a fare coinvolgendo i giovani, non facendoli spaventare, non spiegandogli che il partito in realtà è una struttura di quelle antiquate che appartengono alla Prima Repubblica, ma far capire che intorno al partito, intorno a un'idea si può costruire un progetto, e un'idea si può poi concretizzare sia col partito che con quelle che sono le presenze, gli eventi sul territorio. Quindi avvicinare i giovani si può fare sì, da solo però un partito non basta. Serve creare io dico sempre un braccio civico associazionistico che possa far capire ai giovani che far bene alla propria comunità
passa attraverso a eventi sul territorio, perché con gli eventi una comunità vive, e passa di conseguenza parallelamente attraverso l'impegno civico, l'impegno politico, in questo caso a livello comunale di amministrazione. Io ho anche la fortuna di essere consigliere comunale, di essere stato eletto nel 2021, nella tornata in cui Alessia è diventata sindaco, e anche lì ero sono tuttora consigliere comunale più giovane, quindi lì posso mantenere ancora questo titolo, e quindi sicuramente è un onore doppio quello, e un onere anche doppio quello che ho avuto in questi anni nel rappresentare sia la sezione che la comunità. E poi sei dentro anche nel direttivo del provinciale di Monza e Brianza, cioè un altro, posso dire sei giovane perché hai 28 anni, 20 qualcosa, e entrare anche in un provinciale porti sempre delle idee giovani a persone che tutto sommato Sì. sei lì, ascolti e riporti. No, esatto, questo è stato un altro passaggio, avvenuto a febbraio dell'anno scorso, durante l'elezione che ha poi, dato a Fabio Ghezzi il ruolo di segretario provinciale. Sono entrato a far parte nel direttivo, insieme agli altri 11 eletti appunto. Quindi sicuramente è un tassello in più. Io ricordo sempre però con affetto il primo ruolo, che è quello del consigliere comunale e che è quello del militante, perché poi effettivamente la politica che si fa e che fa del bene parte da lì. Eh sì, si parte sempre dal territorio, si parte sempre dalle punti pian pianino e si sale in questa scala per arrivare dove le tue valori potranno arrivare. Posso aggiungere una cosa, tornando un passettino indietro, parlando di qualità, vedo anche che comunque c'è un equilibrio all'interno del direttivo, quindi 2 donne di qualità, così come 2 uomini di qualità all'interno riprendendo un po' il discorso delle quote rosa, che per noi quote rosa vale più la qualità della sì. vera quota No, rosa. esatto, è una cosa che noi non ci siamo posti. Per esempio, ma sia con Alessia. Alessia è il primo sindaco donna, di Seveso, ma non perché servisse una quota sindaco rosa. Idem nel direttivo, ci faccio caso adesso la prima volta che abbiam le 2 quote rose, perché per me contava la persona, quindi quando doveva candidarsi, tra l'altro le saluto entrambe le nostre 2 donne del direttivo, che sono Teresa e Sara. Saluto vabbè ovviamente anche Giuseppe e Giorgio, gli altri 2 membri del direttivo, insieme a Christian che da fuori ci dà una mano a livello di organizzazione. Quindi sì, senza accorgercene anche ci sono 2 donne, ma perché per me sicuramente, e come dovrebbe essere normalmente, conta la qualità, la voglia di fare che ha una persona. E io posso dire che indipendentemente dal sesso maschile o femminile, queste persone ce l'hanno questa qualità e questa voglia di mettersi in gioco. Sì, guarda, se trovi una porta aperta tra me, perché io sono un po' contro le quote rosa, cioè nel senso che c'è da vedere la persona può essere, scusate il termine che uso, stupida sia maschio, stupida e femmina, ci possono essere persone intelligenti sia maschio e femmina, quindi non ho nessun problema No, infatti a volevo parlare. puntualizzare proprio riprendendo il discorso che faceva lui, cioè si attirano persone di qualità, di conseguenza il merito delle persone di qualità che aiutano a gestire una sezione, la politica, che è sempre una cosa seria. Sì, la politica deve essere anche qualità, cioè devi avere dei valori, devi avere su cui credere, ma credere prima a te stesso. No, assolutamente. Quello che stiamo cercando di fare, ecco, un'altra cosa, superando i personalismi, perché magari ci son sezioni che in passato questo lo hanno vissuto. Seveso era una di quelle sezioni. Superare i personalismi, perché io sono segretario, ma sono parte di un direttivo, parte di una squadra, quindi la gestione collegiale è la cosa migliore in assoluto, sia perché una persona da sola non può far tutto, e sia perché una persona, se cerca di far tutto, sbaglia e limita quelle che possono essere le capacità e le competenze degli altri. Quindi va a finire che si accentra in un modello monarchico che non fa bene a nessun livello. Oh, silenzio che sta dormendo il bambino qua, pian pianino, ogni tanto mi guarda. Voi non lo vedete, ascoltatori, però è qua tranquillo che ascolta. Sì.
No, volevo chiederti anche, voi state affrontando e affrontate anche battaglie storiche all'interno del vostro territorio, quindi anche identitarie presumo. I ragazzi sono sicuramente coinvolti in queste battaglie, in queste tematiche che sono assolutamente importanti anche, per quanto riguarda il giorno d'oggi, quando le persone comunque devono sentirsi parte di una realtà, parte di un territorio. Volevo chiederti anche quali sono le vostre strategie per il futuro, oltre alle battaglie storiche della Lega, del nostro movimento, di ciò che è stato rappresentato anche negli anni scorsi e che è ancora attuale. Ma sicuramente hai parlato di identità ed è un tema centrale. Sicuramente è interessante farlo portare avanti questo tema dai giovani perché è chiaramente una generazione, la nostra, che questo termine identità, soprattutto identità locale, lo ha quasi dimenticato del tutto. Quindi la battaglia che ci sta a cuore è prima di tutto culturale, perché prima della battaglia politica viene la battaglia culturale. Se si cambia le teste delle persone si può lavorare politicamente, però innanzitutto bisogna far ricordare ai miei coetanei, a chi ha 20 anni, a chi ne ha 30, di essere, brianzoli nel nostro caso, quindi di essere sevesini prima di tutto, di esser brianzoli, di esser lombardi, perché è qualcosa che si sta dimenticando. E quando uno non si ricorda da dove viene, dal luogo in cui viene, finisce poi per non rispettare quel luogo, quel territorio. Se invece uno si sente parte di una comunità, che sia un paesino piccolo, che sia appunto una provincia, un territorio, eh beh, in quel caso, se si sente parte veramente di quella zona, di quel territorio, tende a far del bene per quel territorio, mettersi in gioco, non solo politicamente, come dicevo prima, ma dando una mano, rendendolo vivo quel territorio con degli eventi, mettendosi in prima persona in gioco. Quindi la battaglia culturale del sentirsi brianzolo, di sentirsi parte appunto di una comunità e di un paese che, come Seveso, ma come tutti gli altri comuni della nostra zona, soprattutto della Brianza, che spesso vengono apostrofati, anche magari, non correttamente come città dormitorio, però possono evitare questo destino solo se effettivamente i giovani sono in grado di mettersi in gioco e in grado di valorizzare un territorio, quindi a partire da quella che è l'identità culturale locale. Questa sicuramente è la prima battaglia. Quindi è uno sguardo al passato, però una proiezione verso il futuro, assolutamente. Sì, un modo diverso, esatto, per proiettarsi verso il futuro, perché sicuramente il mondo va avanti, sappiamo benissimo quanto sia importante guardare al di fuori, del nostro paese, basti pensare quanto influenzano le questioni di guerra, politica estera su di noi. È vero, dobbiamo ricordarci di esser parte dell'Occidente e va benissimo, però prima di tutto siam parte di una comunità che è quella che ci ha cresciuto e in cui siamo nati e a cui dobbiamo tanto insomma. E i giovani devono iniziare veramente a ritrovarsi, nella nostra comunità e quindi dobbiamo essere anche più bravi, sia chi amministra, chi rappresenta, come nel caso del consigliere, a dare quegli spazi ai giovani che magari a volte non sentono di avere. In realtà gli spazi ci sono, si possono creare, ma magari i giovani in questo non riescono ancora, a rispecchiarsi, non riescono dicono: "No, no, non c'è niente", non approfondiscono il territorio. Quando non conosci qualcosa è più facile dire: "No, non c'è niente per noi". Quindi l'obiettivo è dare a loro questo spazio per ritrovarsi in questa identità. E poi ci sono tante cose, perché noi siamo identità di un luogo e di conseguenza i nostri padri, nonni, bisnonni ci hanno trasmesso quello che era la città, il paese, il paesotto che stiamo portando avanti. Sì, assolutamente, Mi esatto. piace soprattutto quando parli, i giovani. Mi sembra che sei una persona di 40 anni, invece ti guardo, ne hai 26, cioè, sei, Mi bello s ho piazzato in ho queste sempre idee, sì, mi cioè son sempre tenuto distinto rispetto non perché non voglia ma bene ai no, miei ci coetanei, mancherebbe. ma perché effettivamente è qualcosa che nei miei coetanei ho sempre visto, che purtroppo manca in molti casi. Quindi quando ho avuto la fortuna invece adesso di avere in sezione, come dicevo prima, nel direttivo persone che la pensano esattamente come me su questo e quindi
un lavoro culturale sicuramente da fare con gli altri giovani, e lo fai attraverso ovviamente il gazebo politico. Il giovane passa davanti, è impaurito da fermarsi a un gazebo politico, però se quel gazebo c'è la musica, c'è l'evento, e magari è l'evento perché quel giorno è la festa della Lombardia, è un modo per avvicinare il giovane in un modo diverso, non dalla porta principale, ma dalle porte Tante laterali. cose stai dicendo, cioè io ti consiglio di andare avanti su questa linea, che è la linea della Lega, e vedo che tu la stai interpretando bene. Spero di riuscirlo a fare Ma correttamente, sì, grazie. dai, cioè sei giovane, hai tutta la vita davanti a te, ma soprattutto come stai parlando di cose che t'hanno insegnato i tuoi genitori, l'educazione dei tuoi nonni e tutto, e stai portando avanti bene questo discorso. D'altronde io guarda sono forever young, cioè qualche anno in più di te, però ti vedo bene come persona. No, spero. È anche qualcosa che cerco di fare anche, professionalmente, anche a livello laico, non di partito, perché questa è una battaglia laica prima di tutto, Che cosa prima di fai di partito. bello? Cerca di portare nelle scuole quella che è la conoscenza del territorio, perché se ci pensiamo, nelle scuole si studia la storia, e va studiata e andrebbe studiata di più su quello che è accaduto in Francia con la rivoluzione francese, va benissimo, su quello che è accaduto coi babilonesi, con altri, e poi non si sa la storia di Seveso magari, la storia di San Pietro Martire, o la storia di tante altre del nostro territorio, Sai, e insomma. Quindi Seveso ha cerchiamo anche di riportarlo questo tema, io lo faccio, diciamo quotidianamente, e quindi è una missione nella vita, quindi non è solo politica, e anzi. Seveso, a parte la storia vecchia, ma anche Certo. una storia giovane di 50 anni fa, che è successo, tu non eri ancora nato, è successo tante problematiche. Certo, assolutamente. Chi è cresciuto nella generazione dopo il '76, comunque, su quello, si è sempre sensibilizzato. Io ho fatto le scuole a Seveso, comunque, le uscite didattiche sul territorio son sempre state tantissime, quindi da quel punto di vista, si è riuscita a formare un'identità legato a questo avvenimento. Quindi io faccio parte della Seveso 2.0, di quella che non ha Sì. vissuto non solo il disastro, ma gli effetti che potevano essere quelli del disastro, ma che si son già trovati un luogo della rinascita, che poi parlerà di più Sì, Alessia, il dopo sindaco, che è il Bosco dei Querci. Noi ci siam già trovati, il Bosco dei Querci è già bello pronto così, e quindi poi ci è stato spiegato effettivamente perché è nato, come è nato, in che condizioni. sì, sì, Quindi siam cresciuti, e quello che è stato fatto su Seveso coi giovani è qualcosa che dobbiam fare in generale con l'identità, con gli altri giovani, eh di beh. spiegare quello che è la Brianza, spiegare quello che è il nostro territorio. Eh beh, insomma dici poco, è tanto quello che devi fare. Comunque, No, anche perché stavo pensando alla mia infanzia, quando si parlava di Seveso, era vissuta in maniera talmente drammatica che si creavano anche traumi nei bambini, e quindi affrontare un discorso così pesante con una sensibilità attenta verso i più fragili, insomma devi avere una capacità di spiegare, di giustificare gli eventi, giustificare forse è una parola sbagliata, però di gestire anche le emozioni che, insomma, per un ragazzo così giovane, anche per Alessia, perché è giovane e ha vissuto probabilmente anche quell'età più o meno. Ho visto che ai miei anni, qualche anno in meno, però gestire veramente le emozioni è complicato, soprattutto per bambini che s'affacciano adesso a tutto eh ciò beh, che è certo. il problema del vivere, del gestire anche l'ambiente. Cioè, io ti dico, quando è successo quello che è successo a Seveso, diciamo avevo 15 anni, vedevi delle immagini, gente che andava lì, esercito, mascherine, popolazione che viene portata via, le donne non sapevano se abortire o meno per tutta questa cosa qua. Poi sentivi che certi segnali erano già stati denunciati dalla popolazione, perché morivano animali, gatti, e non si riusciva a capire. Però insomma questo argomento qua poi lo trattiamo direttamente Adesso. con Alessia, e niente, però è stato brutto perché non c'era una comunicazione come adesso, internet, non c'era niente. Prendevi il giornale, vedevi delle foto e dici: "Porco cane, come sono messi, cioè guarda che casino è successo". E poi tutto il pericolo che
poi nasce l'acqua è contaminata. C'è stato, ed ero piccolino, cioè piccolino, avevo 15 anni più o meno e nient'altro. Altre domande da fare al nostro segretario? Progetti futuri? Ma continuare su questa strada, appunto, sia legato ai giovani, ma soprattutto anche su una cosa che non ho detto. In questi anni la Lega di Seveso è cresciuta, di Seveso di Barlassina è cresciuta perché è saputo proiettarsi verso il futuro, ma all'interno di un contesto che è quello della coalizione. Ok, dico questa cosa perché non è scontata rispetto a quelli che erano le storie passate legate a Seveso, alla politica locale sevesina. La Lega di Seveso è parte integrante fondamentale della coalizione di centrodestra e quindi noi, grazie ad Alessia Seveso e su Barlassina, grazie a Serena che è il nostro assessore, siamo riusciti e continuiamo a lavorare compatti con il resto della coalizione e stiamo dimostrando che si può lavorare insieme, perché come si sta facendo a Roma si può fare sul territorio, quando c'è di mezzo l'interesse dei sevesini o dei barlassinesi, i risultati si possono portare a casa. Ecco, ho parlato prima di Seveso, per la prima volta, vabbè, una donna sindaco, però per la prima volta anche a Barlassina siamo riusciti a vincere. Barlassina non era mai accaduto che la Lega si trovasse nell'amministrazione comunale e in maggioranza. Per la prima volta nella storia siamo riusciti a ottenere questo risultato. Quindi, tra l'altro, 2 donne, Serena da una parte e Alessia dall'altra, quindi più coterosa di questo, guarda, non può esserci. E niente, ci stiamo avvicinando alla canzone, la pausa, perché ho visto segni di 1 minuto. Quindi te lo chiedo adesso perché poi l'argomento è bello tosto. Sì. Che canzone mi hai messo questa volta? Ma, Natalia dice che è una canzone un po' urlata, però vabbè, a noi piace. Degli urlatori anni 60? No, 30 Seconds to Mars con From Yesterday. Oh sì, bellissimo, Quindi, bellissimo. insomma. Sentita, tanta roba. Sì. Niente, andiamo in pausa, ci sentiamo più tardi, fra 3-4 con minuti. Alessia. Con Alessia Sì. e il cagnolino. E Ambrogio. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. He's a stranger to some and a very
cares and the money can never get enough for the world. For a fortune quick, but it's hard to admit how it ends and begins. On his face there's a map of the world. Map of the world. On his face there's a map of the world. A map of the world. From yesterday, it's coming. From yesterday, let it be. From yesterday, it's coming. Lighting up the world, around the sunshine. Mountains, it's not gold, but it's shaped through the blood. It can look, see the life that it took. From a count to one inside when he's done with the innocent. On his face is a map of the world. Map of the world. On his face is a map of the world. A map of the world. From Siamo rientrati, ho Sì. sentito la canzone, Bella, bellissima, guarda, io d'altronde sono ai Kiss e ai Pooh, cioè tanto per dire, però va Beh, benissimo, né anche io più un né meno. ragazzo giovane che mi ha portato via da Mariah Carey, mi ha portato... Mariah Carey, Sì, bellissimo. bellissimo, sì, io ti appoggio in tutto, guarda, vai tranquilla, cioè, e niente, continuiamo, siamo dai. rientrati, il cagnolino non lo vedo più, è andato lì a riposarsi, è stanco, ha bevuto Ecco. e siamo a posto. Adesso parliamo con Alessia, Andiamo ad Alessia, tanta roba, che ha un sindaco. record. E tu non lo sai, t'ho Ha battuto. portato il cane la prima volta in trasmissione con noi. No, quindi due record di longevità amministrativa, giusto? Beh, tanta roba, Alessia. A te. Guarda, c'è qua il microfono, parla pure e andiamo. Sì, grazie a tutti. Sì, a quanto pare sono tra l'amministrazione che sta completando i 5 anni, anzi più di 5 anni, perché hanno posticipato le elezioni al prossimo anno, probabilmente giugno del 2027, perché noi siamo in carica dall'ottobre del 2021. Quindi come centrodestra di coalizione è un'ottima coalizione a Seveso, a quanto pare siamo anche un esempio per il territorio che sta andando avanti, perché c'è quella che si parlava prima nella pausa, una cosa che non c'era nel 1976, una buona comunicazione, un buon dialogo, un buon rapporto tra le persone che amano il proprio territorio. E qua mi collego a quello che diceva prima Cristian, no? Lavorare per il proprio territorio, per la propria cultura, per la propria cittadinanza, in senso trasversale a 365 gradi, e questo probabilmente è quello che ci ha dato la forza per andare avanti uniti, perché tutti alla fine, quando veniamo eletti in un paese, abbiamo lo stesso obiettivo, quello di far andare bene il proprio paese, perché altrimenti tanto vale essere eletti e lottare. Di che cosa sei orgogliosa in questi anni dove sei sindaco? Che cos'è quello che hai fatto, che hai detto, non ci pensavo e poi pum, che bello, cosa ho fatto di bello? Allora, devo dire che, se dovessi mettere sulla lista ci sono tante cose che ho fatto, ma, non dico, forse sbagliando, non dico mai le ho fatte io, ma le ho potute fare io come sindaco, perché dietro una grande amministrazione, consiglieri, giunta e tutta il centrodestra. Quindi, abbiamo fatto, tante cose per la città, una città che è stata ferma per 20 anni. Si parte
dalle minime cose che può essere qualche contratto che era fermo da 20 anni, piuttosto che rapporti ottimi con la prefettura, con la quale abbiamo puntato sulla sicurezza. Le stazioni di Seveso erano note per lo spaccio, per accoltellamenti, persone che gridavano di notte. Siamo riusciti ad arrivare ad un accordo con la prefettura e la questura e le nostre stazioni sono molto più sicure e sono tra l'altro di esempio. Quindi ecco, quando si parla di sicurezza, questo per noi è un'ottima cosa, o aver messo in sicurezza tutti gli attraversamenti stradali davanti alle scuole. Quindi anche qui possiamo dire di aver raggiunto un obiettivo. Poi personalmente, ecco, questo è un mio grande traguardo, che sono orgogliosa e spesso mi emoziono anche, essere riuscita il 10 di luglio ad avere a Seveso il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Sì. Dopo ne parliamo di quello che è Quindi successo per i tanti traguardi raggiunti, e tanta fatica, la fatica nel senso perché c'è dietro tanto lavoro. So che avete lavorato tantissimo anche come protezione civile, ho visto. Sì, abbiamo lavorato tantissimo come protezione civile, una protezione civile a cui mancavano ho visto che mancavano i lettini, e loro fanno ovviamente i lettini sia per loro, ma che se succede un'emergenza avevano lettini del 2009, piuttosto che e quindi forse non erano neanche del tutto a norma, piuttosto che le divise, ma sono le piccole cose che fanno la differenza. Banalmente le bandiere fuori dalla protezione civile, ecco, l'orgoglio di avere bandiere nuove, piuttosto che avere tutto quello che riguarda la certificazione. Il Seveso è tra i paesi che ha più certificazioni e più messe in sicurezza di scuole palestre. In genere si dice che in Italia le scuole palestre statali sono senza certificazione, bene a Seveso quasi siamo praticamente a posto. Sì, perché poi anche Seveso passa il fiume, passa il torrente e di conseguenza anche la protezione civile ogni La tanto protezione deve civile, avere sì, pompe. la protezione civile tra l'altro è tra le migliori sul territorio perché ha le certificazioni per la parte idrica, le Sì, certificazioni idrauliche, quindi vengono chiamate, sono state chiamate anche in Emilia Romagna quando c'è stato il disastro, sono state chiamate a Meda, vengono chiamate perché abbiamo aggiunto altre certificazioni sugli incendi boschivi, quindi quando ci sono gli incidenti di incendi durante l'estate, la nostra protezione viene puntualmente chiamata e anche ad esempio per le Olimpiadi Milano Cortina sono partite delle squadre per aiutare la ben riuscita Sì, dell'evento. dici bene, perché le certificazioni abilitano la persona a poter fare quel determinato lavoro, ma soprattutto devi avere anche i mezzi, perché le idropompe, devi Esatto, avere tante di quelle cose lì esatto. che Bisogna avere i mezzi, bisogna avere le persone, perché ci vogliono tanti sì, volontari e noi abbiamo più di 40 volontari a Seveso come protezione civile e tutti sono perfettamente certificati. Abbiamo ragazzi giovanissimi che sono entusiasti di far parte della nostra protezione civile e la protezione civile è un valore aggiunto per l'Italia intera, per la Brianza, per Seveso. Sì, io ti dico, guarda, sono anch'io in protezione civile, il discorso è questo: io spingerei tanti giovani a entrare perché, all'inizio si fa il corso base dove ti spiegano varie cose e poi c'è un mondo che va, come dici te, incendi boschivi, ricerca persona, cucina, campo base, e io li inviterei tantissimi giovani, anziché andare a fumare o mettersi lì a fare 4 chiacchiere al bar, a buttare via tempo. Servono sempre anche le 4 chiacchiere, ma andate, mettete il vostro tempo. È sempre un volontariato, nessuno ti paga, ma ti dà tante soddisfazioni questo. Assolutamente sì, concordo pienamente con quello che hai detto, perché poi la protezione civile è fatta da ragazzi, da uomini, da donne, che sono anche caposquadra, quindi, quando si parlava delle quote rosa, completamente in disaccordo sulle quote rosa, nella protezione civile di Seveso ci sono caposquadra donna che, hanno un bel carattere, Hanno esperienza hanno soprattutto. esperienza, hanno la forza di volontà e
e poi, si divertono, fanno tanto volontariato perché è tutto volontariato, lo fanno con passione, ma si divertono. Organizziamo cene, organizziamo barbecue, organizziamo serate, quindi non vuol dire che se faccio la protezione civile, faccio il volontariato, allora sono segregato a lavorare sempre, no, anzi è una grande famiglia, nel senso che, sappiamo che c'è qualcuno sul quale possiamo, Contar fidarci, contare e affidarci, Hai ecco. detto tanta roba, cioè nel senso io ti dico questo, si fanno tante esercitazioni perché sei a -10 o a +30 gradi, però alla fine che cos'è che ti rimane? Il fidarsi della persona che è con te, perché anche i caposquadra, non è che li mettono perché sono bravi, sono belli, è perché hanno fatto tante esperienze e possono insegnare tanto alle persone che sono lì con loro. Esatto. La protezione civile tra l'altro è la prima che ormai a Seveso viene chiamata in caso di emergenza. Non si chiama più il pompieri, quelli sì vengono chiamati, ma contemporaneamente, c'è un rischio alluvione, c'è un rischio, esondazione, chiamiamo la protezione civile. C'è un rischio incendio, chiamiamo la protezione civile. Abbiamo bisogno di portare un disabile, chiamiamo la protezione civile. Noi abbiamo un evento storico centenario, e questo appunto mi ricollego a quello che parlava Christian della cultura, che è il Calendimaggio di San Pietro, che ha più di 400 anni come storia. C'è una messa, importante durante questa festa del Calendimaggio, e, la protezione civile si impegna a portare i disabili a sentire la messa, ecco. Cioè, piccole cose ma fanno la protezione Tieni civile. presente che è il sindaco che allerta la protezione civile Esatto, e io di sono il capo conseguenza della lei protezione è la civile prima che persona vengo in un chiamata, paese, esatto. sia per quanto riguarda la sicurezza, sia per quanto riguarda la sanità. Dopodiché la protezione va lì, ma intanto vengono allertati anche i pompieri, che quando Esatto. arrivano i pompieri sono loro che Esa prendono in mano hai il hai pallino di hai prop hai tutto. detto proprio bene, perché ti racconto una esperienza ultima, tra le tante. Mi chiama domenica mattina molto presto, un vigile del fuoco, e mi dice: "Era successa un'emergenza, bene vestiti, vai." Mentre stava arrivando la squadra dei pompieri, chi ho avvisato? La protezione civile, perché la protezione civile è la prima che riesce ad arrivare in Ti valuta. emergenza, esatto, anche perché, poi, è sul territorio. Sì, sì, e questo è una cosa molto importante, perché poi arrivano tante altre cose, perché se c'è ricerca persone, si deve avviare tramite te un dipartimento giù al ministro giù a Sì, a Roma, Roma. dopodiché prima devono fare le ispezioni, i carabinieri, verificare che tutto ci sia una denuncia, Sì. fanno le ricerche, dopodiché arriva Protezione Civile, mette il campo e poi arriva i pompieri e decidono dove partire. Esatto. La protezione civile, ricordiamo quando è nata la protezione civile, che si ricollega probabilmente. Sì, adesso 1992. Allora la protezione civile inizia a essere attiva dopo Prima era tutto il esercito. esatto, la protezione civile inizia a essere a crearsi dopo, il terremoto in Friuli nel '76. 76, ma ufficialmente mi sembra 92, Sì, mi ma sembra. questo era per agganciarmi Sì, che sì. nel Mh. '76 la protezione civile non c'era. No, non c'era, Non c'era era niente, tutto in base esatto. all'esercito. Esatto. Adesso la protezione civile sul nostro Sì, territorio è fondamentale. perché nell'esercito ci sono tante specialità, c'è Specialità, sì. trasmissioni, Mh-mh. c'è mezzi, c'aveva tutto l'esercito. E qua sono stati bravi i vari sindaci, anche su finanziamento, creare i mezzi che adesso ci sono a Seveso, come ci sono nel tuo comune e via dicendo, perché soprattutto è l'istruzione. L'is Alessia, io volevo parlare di Seveso e del Sì. territorio, Sì. se mi permette Marco. vai, vai tranquilla. Sai che Allora protezione civile mi piace parlare, invito tutti i ragazzi ecco, di quindi ti devo iscriversi. far tacere un attimo. Mi fa Ti devo non hai blo detto ti bastono no, no, questa volta. non c'ho voglia, non C'ho il ho cane voglia. che Allora, prima sei stata assessore ai lavori pubblici, se non erro, su un territorio tutto sommato, complicato, perché comunque penso che le sfide siano state tante. Volevo sapere quali sono, appunto la sfida più difficile che hai dovuto affrontare sia come assessore
che come sindaco, e poi, volevo portare il discorso anche sulla rigenerazione del territorio attraverso appunto il bosco delle querce, parlare anche del pioppo, che comunque è una cosa che può piacere anche ai bambini, sapere che Sì. c'è comunque. Allora, le Poi sfide se Christian ha voglia di intervenire, il microfono è suo. Le sfide sono tante, sia da assessore che da sindaco ovviamente non si possono paragonare, ma proprio per niente, il lavoro che deve fare un sindaco e le responsabilità di un sindaco rispetto a quello dell'assessore. La prima cosa che ci si scontra è la norma, le normative, la difficoltà della burocrazia, dove, soprattutto per i lavori pubblici è una cosa molto, molto, molto complessa che mette veramente in difficoltà, gli uffici. Questo quindi dal punto di vista più tecnico, perché ovviamente poi, il politico, che è anche l'assessore, vuole le cose tutte e subito. Quindi, soprattutto quando ci si, insedia i primi mesi, almeno i primi 2 anni, si vogliono le cose tutte e subito. E il problema è che, non è così facile, perché appunto c'è tutto un iter burocratico tale per cui la politica riesce ad arrivare fino a un certo punto, ma poi ci sono, proprio le norme tecniche amministrative che frenano. Non che non si può fare, ma non si fa nei tempi in cui il politico vorrebbe. Questo è secondo me la cosa più difficile che amministrativamente si deve, gestire. Detto che poi appunto la facilità con la quale si sbaglia e poi il sindaco ne è responsabile civilmente e soprattutto penalmente è dietro l'angolo. E quando io parlo penalmente intendo, anche, le sanzioni amministrativi penali, cioè il penale viene trasformato in sanzioni amministrative, sono soldi che il sindaco deve rimettere di tasca propria. Non ci sono né assicurazioni, né fondi, né niente. Il sindaco va sul suo conto corrente, nel suo portafoglio e tira fuori i soldi. Anche per cose che magari, come mi è capitato, sono successe nel 2008, quindi la sottoscritta ha pagato soldi, ma non 100 €, migliaia di euro, per cose avvenute nel 2008. Quindi questo però, uno fa il sindaco e lo mette in conto, forse per quello che, si fa fatica a trovare le persone che vogliono fare i sindaci, no, ma si hanno anche tante soddisfazioni. La più grande soddisfazione è basta un cittadino che ti dica grazie, perché, il cittadino spesso dà tutto troppo per scontato, ma molti, e dico molti, ehm, capiscono la difficoltà e quando basta uno che dica: "Grazie per quello che ha fatto", oppure: "Pensavo diversamente, ero pronta ad attaccarla, invece la devo ringraziare", ecco queste secondo me sono soddisfazioni tali che dici: "Allora sono sulla dritta giusta, sto facendo bene e quindi proseguo", perché ovviamente accontentare, tutti è impossibile. Quindi, le grandi sfide sono tutti i giorni. Le grandi sfide sono quelle del territorio legate alle piccole cose, che può essere l'erba da tagliare, la buca da aggiustare. Quelle molto È più difficile gestire la cosa più vicina al cittadino rispetto alla la grande opera, perché la grande opera ha delle strutture ben definite, quindi quando parte sappiamo generalmente, non sempre, ma generalmente si arriva all'obiettivo. Quindi le soddisfazioni sono tante, i mal di pancia anche, più che altro perché ovviamente bisogna, riuscire a, dare una risposta a tutti. Perché, se un cittadino chiede, si cerca di far di tutto per rispondere. Il cittadino però spesso, e io mi metto dalla parte del cittadino perché sono anch'io un cittadino per qualcun altro, no, per qualcuno che sta sopra di me sono un cittadino, o sono stata prima un cittadino normale, ehm, si aspettano la risposta subito o si aspettano la risposta dal sindaco.
il sindaco spesso o non può dare le risposte o non riesce proprio tecnicamente, nella giornata o nelle successive giornate a dare delle risposte perché perché non è la propria competenza o perché ha davvero abbiamo talmente tante cose da fare che si fa fatica banalmente anche a rispondere a una mail che, giustamente viene delegata a qualcun altro. Quindi, perché il cittadino vuole la risposta dal sindaco, ma il sindaco ha dei delegati che possono essere gli assessori o i consiglieri e spesso il cittadino non accetta la risposta del delegato perché la vede come il sindaco non mi vuole parlare. In realtà è proprio perché non ce la fa, ecco, non può gestire, il tutto. Però appunto in questo lavoro, meticoloso che stiamo facendo in questi 5 anni abbiamo raggiunto, molte cose, tra cui appunto, la riconoscimento del Grande Pioppo come albero monumentale. Il Grande Pioppo è l'albero che c'era prima dell'incidente dell'ICMESA, quindi ha più di 50 anni ed è nel parco che siamo riusciti ad ottenere il riconoscimento di patrimonio europeo. Ecco, questi sono i 2 riconoscimenti di grande livello per Seveso quest'anno e devo dire che, su questo ho lavorato tanto, sia per l'albero monumentale che per, il riconoscimento del patrimonio e poi il presidente Mattarella. Alessia, io voglio, se è possibile, visto che ci mancano gli ultimi 6 minuti, 5 Sì. minuti, ritornare al 10 luglio 1976. So che eri piccolina. I tuoi ricordi e che cosa è successo andando avanti? Allora, i miei ricordi, si sono risvegliati, diciamo così, con il Covid. Ah beh sì. Quando alla televisione ho visto quelli che io ho sempre chiamato, uomini bianchi. Perché io ero molto piccola, è vero, nel 76 avevo 2 anni, ma non è stato il 76 in quanto 10 luglio, è stato tutto quello che è successo dopo che ho questi flash che ricordo, perché il 76 è successo l'incidente, ma il mondo conosce il 10 luglio '76 alle 12:37 quando c'è stata, la dispersione di questa nuvola che, io con la mia famiglia eravamo sul balcone, classici brianzoli, alle 12:37 a pranzare in una giornata di luglio e mi dicono: "C'è stata questa nube rosa". Ma è stato il dopo, gli anni successivi che o meglio non dico nessuno, ma molti non conoscono e ho scoperto quest'anno che è il 50° che io pensavo che tutti conoscessero quello che è successo negli anni, in realtà non è vero. Negli anni successivi, quando io ho iniziato con la biciclettina, andare in giro con le rotelle, no, che all'epoca si poteva andare per le strade anche a 4, 5 anni, e da noi c'era l'esercito che accompagnava questi uomini bianchi ed erano uomini, che con le tute bianche, con le maschere, identici a quelli, Covid. del Covid, che, mi fermavano, andavano in giro 2 o 3, uomini bianchi con 2 o 3 militari, armati e fermavano i bambini chiedendo: "Dove stai andando? Cosa stai facendo? Dove abiti?" Per capire, la vicinanza o lontananza rispetto a quella che era la zona A. Quindi io abitando al limite tra l'una e l'altra zona, per me era facile, accedere, con la biciclettina, tanto ero alta 50 centimetri, con la biciclettina accedere anche nei posti dove non si doveva accedere, ecco. Quindi, questi sono i flash che poi appunto, sono probabilmente stati, accantonati, non rimossi, accantonati perché poi col Covid le prime immagini mi hanno risvegliato questo colpo, è stato una sorta di colpo. Cosa è successo dopo? Tanto, ma, dico, il tanto è, stato, il risultato. Il risultato di quella che è Seveso oggi, quella che è l'Europa oggi, che l'Europa è oggi grazie a Seveso. Io dico grazie. Grazie a Seveso perché i lavoratori che lavorano in Europa ad oggi nelle aziende, a rischio
sono tutelati da una normativa Seveso che è nata dopo quell'incidente. Quindi dopo quell'incidente quanti lavoratori sono in sicurezza? E quindi io dico grazie. Volevo farti una battuta veloce, giusto una parola. Come ci si sente ad essere custode di questa rigenerazione? In fin dei conti i sindaci che si sono susseguiti sono relativamente pochi e tu sei uno di questi sindaci. Come ci si sente? Con la, responsabilità, di essere arrivati ad avere una sorta di medaglia, quindi essere riusciti a uscire dal tunnel, che adesso, come un atleta, no, sale sul podio, prende la medaglia d'oro e tutti vanno a conoscere quell'atleta, ma nessuno sa cosa il lavoro che c'è stato dietro. Però per mantenere quel podio bisogna ancora lavorare tanto e bisogna sempre lavorare. Quindi io mi sento questa responsabilità che vorrei cioè desidero mantenere questo podio, nel senso di rinascita, continuamente essere il simbolo di una rinascita, di un popolo che ha avuto una forza e costanza e che adesso possiamo dire ce l'abbiamo fatta. Dico una cosa magari stupida, valorizzare un po' quella ferita con quella striscia d'oro che si usa in Giappone, se non erro, perché nulla va dimenticato, ma Assolutamente. va Nessuno dice che bisogna dimenticare, anzi la memoria è una responsabilità che serve per dimostrare dove si può arrivare con la fatica e il lavoro e la e passione la anche. passione, ma per tutti, non soltanto del sindaco, anche dei cittadini. Certo. Stefania, io starei qua ancora un'altra ora, però purtroppo il nostro tempo è finito. La trasmissione è andata via veloce, che sono già le 16:28. Ringrazio soprattutto Sì. Alessia, ringrazio Cristian, ringrazio anche te Stefania e ci troveremo. Io ringrazio E Ambrogio. soprattutto Ambrogio, dai, che ci ha fatto divertire oggi. Ringrazio anche i suggerimenti della militante assessore Barbara Mazzarello che ci ha fatto i complimenti, Ah, quindi perfetto. Ciao Barbara. Salutiamo tutti e ci vediamo mercoledì A prossimo alle mercoledì. 15:30. Grazie. Grazie a voi. mille a tutti Grazie. voi. Grazie Grazie a per tutti. l'invito. Avete